1° dicembre 2013, siamo fermi ad Aquileia all'Osteria del Parco. Io sto per presentarvi Aldo, che ha in questa manifestazione un ruolo veramente molto importante, che coordinatore dei motociclisti per la scorta tecnica. ok, questo lavoro, da quello che mi hai raccontato prima, è un lavoro veramente essenziale per questo tipo di manifestazioni, ma perché? Per la sicurezza sia del corteo sia per la sicurezza dei cittadini pubblici che possono viaggiare e incontrarci con tranquillità. Ok, spieghiamo un po' come si svolge quindi la vostra tra virgolette attività di sicurezza all'interno di una manifestazione normale. Quindi noi partiamo un momentino prima del corteo, blocchiamo gli incroci dove c'è necessità della nostra presenza, in modo che il corteo non si spezzi e non si intrufoli qualcun altro, in modo di non perdere nessuno per strada. E così facendo abbiamo la sicurezza per i partecipanti al raduno e sia la sicurezza per i comuni cittadini che viaggiano per i loro problemi con le loro macchine. Ok, e oggi in quanti siete qui? Noi siamo in 6 presenti, 6 motociclisti ed un carro attrezzi per ogni necessità, sperando di no, che non serva. Comunque 6 motociclisti. Ok, prima mi dicevi che il carro attrezzi non è una cosa comune da portare all'interno delle manifestazioni, ma perché normalmente gli altri cosa fanno e voi che cosa avete di diverso? Noi abbiamo di diverso che ci siamo mossi un momentino prima di altri gruppi e forniamo, oltre alla sicurezza e la nostra presenza delle moto, anche il carro attrezzi perché essendo auto d'epoca probabilmente hanno bisogno, sperando di no. Comunque offriamo un servizio in più. Una marcia in più abbiamo. Ok, e altra cosa che mi dicevi era che forse potete praticamente sostituire la polizia in questo determinato tipo di movimentazioni. Esatto, perché chi organizza il corteo ha già annunciato alla prefettura all'apertura la nostra presenza di scorta tecnica. Noi siamo abilitati in quanto abbiamo sostenuto un esame scritto e orale e possiamo sostituire la polizia che purtroppo oggigiorno non è sempre presente per impegni più importanti. Quindi noi abbiamo anche questo limite di agire, insomma. Ok, raccontiamo anche insomma chi siete, appunto. Allora, noi siamo del gruppo motociclistico Dall'Agnese ed è un motoclub di Fontana Fredda in provincia di Pordenone, ha un'esperienza 35 anni alle spalle. La mia presenza in questo gruppo è nata per passione, lo facciamo tutti per passione, comunque siamo tutti datati, qualche giovanetto che però non viene volentieri in quanto dicono che si va piano, ma non è. Comunque io sono il vicepresidente e faccio un po' di training con i giovani, cerco personale. Beh sì, sicuramente insomma l'esperienza viene con gli anni, ecco, questo sicuro. Sicuramente, non ci si improvvisa motostaffettisti, infatti hanno istituito questo esame appositamente per essere idonei in tutti i casi, sì. Okay. Molto bene, allora avete anche un sito internet perché noi sai appunto come dicevo prima stiamo facendo queste riviste per il portale della Your Tuning, se altre persone sono interessate ad avere questo determinato tipo di servizio perché non è usuale trovarvi, non è usuale trovare, toglimi il termine, questi angeli della sicurezza, ecco. Sì, in effetti, grazie per il termine, noi normalmente facciamo delle corse ciclistiche, la scorta delle corse ciclistiche che sono terribilmente in calo in mancanza di quattrini e abbiamo preso questo ramo delle auto e ci siamo specializzati appunto perché il carro attrezzi, comunque qualsiasi gruppo, qualsiasi persona che vuole la nostra presenza sulle loro manifestazioni basta andare al www.motostaffettadalagnese.it e lì ci sono tutti i contatti che verremo sicuramente ben volentieri, anche perché la nostra passione non ha limiti. Sì, infatti, ma soprattutto perché mi dicevi che nel senso il costo è sicuramente molto accessibile perché voi più che altro fate questa cosa per passione e chiedete soltanto un rimborso chilometrico, giusto? Esattamente, chiediamo un conquibus per un tot al chilometro dalla partenza all'arrivo che sono pochissimi eurini, anzi centesimi,
purché noi possiamo fare appunto la benzina alle moto, qualche rottura. Lo stretto indispensabile, insomma. Esatto, sì. Ok. Questo è solo, appunto, ripeto, per pura passione, nata da chi ha creato questo gruppo, e lo stiamo portando avanti con onore e con gioia. Benissimo, perfetto. Grazie mille, grazie. Ragazzi, ci vediamo tra pochissimo con la prossima intervista.